Invito gli scrutatori a scoprire l'operazione di foglia. Io sempre la mano. Tanto non ti preoccupare, lo fai a Ciccozzi, Dalgano, Ciccozzi Patrizia, Marconelli, Santilli, Ciccozzi, Marconelli, Marconelli, Dalgano, Marconelli, ci vuole arrivare, Dalgano, 12 schede scogliare, aspetta, no, non è 12, ricontiamo insieme, Dalgano l'ultima, quindi sono 1, 2, 3, 4 Marconelli, 1, 2, 3, 4 Dalgallo, 1, 2, 3 Ciccozzi e un Santilli, quindi 12 schede come previsto. E quindi dichiaro eletti i membri supplenti, i due membri di maggioranza che sono Dalgallo e Marconelli e il membro di minoranza che è Ciccozzi. No, bisogna anche deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto, quindi sì, ho preso atto già. Quindi invito il Consiglio Comunale a dichiarare la immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Tranne il sindaco, sì. Passiamo alla discussione del settimo punto all'ordine del giorno, articolo 14 del regolamento comunale, nomina componenti delle commissioni consigliari permanenti. Lascio la parola. Allora, in pratica anche questo qui è un obbligo di legge. Alla prima seduta del Consiglio Comunale vanno costituite le commissioni consigliari per il buon andamento dei lavori dei Consigli Comunali futuri. L'articolo 14 del regolamento comunale ha costituite da regolamento due commissioni, che sono la commissione numero 1 urbanistica, lavori pubblici, ambiente, assetto del territorio, igiene e sanità, viabilità, polizia municipale e agricoltura, e la seconda commissione che è bilancio, tributi, programmazione economica, personale, previsione dei regolamenti, servizi sociali, sport e cultura. Diciamo le modalità di designazione di elezione di questa commissione, di queste due commissioni permanenti avvengono tramite la designazione del capogruppo di maggioranza di 2 nomi e del capogruppo di minoranza di 1 nome, e poi si voterà palesemente la costituzione così come designata. Parola a Sala. Sì. Tra i due capogruppi un nome. Invito i capogruppi a designare la prima commissione, inizialmente, scusate, la commissione urbanistica e pubblici,
candidato di capogruppo del gruppo consigliare di maggioranza degli anni insieme, do la candidatura per la prima commissione a Annalita Poveda e Stefano Mucci. Possiamo sospendere 5 minuti il consiglio per votiamo la sospensione. Propongo al consiglio comunale di votare la sospensione del consiglio comunale per 5 minuti. Favorevoli?